Com'è l'adesione allo sciopero di oggi? Oggi lo sciopero ha avuto successo al 100%, uno per il sacro e santo diritto per il rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri che è scaduto il 31/12/2017 e l'altro perché permane ancora lo stato di agitazione e l'avvertenza sulla disdetta degli integrativi con la ACTV. I lavoratori del trasporto pubblico sono in sciopero, chiedono il rinnovo del contratto dei ferrotranvieri ma denunciano anche la particolare situazione di Venezia. Domenica sono arrivati 50.000 visitatori, uno scenario da pre-pandemia cui continua a non corrispondere un adeguamento del trasporto pubblico, con relative code, resse e tensioni. I sindacati lo ripetono da tempo e chiedono perché. Qui a Venezia, mi sembra di capire, non è stato fatto assolutamente nulla, anzi c'è meno servizio rispetto all'inverno. Vediamo delle code enormi alle biglietterie anche nei weekend appena trascorsi, abbiamo ancora personale in cassa integrazione e credo che questa cosa non vada bene. I lavoratori del trasporto pubblico veneziano scioperano per la quarta volta in poco tempo e in cerca di risposte non si rivolgono più ad AVM o al comune, ma direttamente alla regione. La Regione Veneto ha anticipato tutte le risorse del 2021, sono arrivati i ristori del 2020, è incomprensibile che un'azienda e un'amministrazione da un lato diano la disdetta alla contrattazione di secondo livello, dall'altro sono del tutto incapaci a gestire i flussi. Poco più in là gli imbarcaderi galleggiano vuoti sul Canal Grande e il sole batte a picco sull'enorme spiazzo di asfalto di Piazzale Roma. L'intasamento del Ponte della Libertà, un'infrastruttura del 1936 cui evidentemente si attribuisce una capacità di traffico da autostrada del Sole, fa invece oramai parte del folklore locale e si verifica a prescindere dagli scioperi con la crescita esponenziale dei garage a prevalente uso turistico. I lavoratori oggi presenti qui in Regione Veneto con una delegazione sono al quarto sciopero, quindi insomma scioperi importanti, scioperi che toccano la sensibilità dell'utenza, di noi insomma ci scusiamo e ci dispiace, però abbiamo un contratto scaduto da 3 anni e i lavoratori hanno diritto di rinnovarlo.